Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati in una nuova puntata di Rome 2 Total War. Siamo alle prese come sempre da un po' di puntate con la guerra civile in Spagna barra Africa e a breve vedrete che la chiuderemo questa partita e poi siamo contro i parti. Allora, prima di terminare il turno ci sono un po' di cose da fare. Allora, con la libica, prima di tutto la andiamo a potenziare perché va potenziata, indubbiamente. Quindi gli diamo questo perché ci dà più capacità di movimento, il mantenimento e poi l'ordine pubblico mi interessa onestamente fino a un certo punto e anche questo che ci dà più capacità di reintegro. Poi iniziamo una fase di offensiva, visto che i nostri parti sembrano veramente indeboliti. Dai, guardate qua, che devastazione, tra l'altro gli stanno entrando dentro altri due eserciti nemici, quindi questa cosa è buonissima per noi. Quindi siamo un po' in una fase appunto di attacco. Questa legione, la legione settima Concordialis, insieme alla legione quinta Liberatrix, andranno a prendersi Ectabana e prenderanno, diciamo, possesso di un altopiano in queste latitudini. Qui invece su Artax è arrivato il nemico, quindi è finita la pacchia per la nostra legione. La legione prima italica, anche lei, è appena andata a bruciare questo insediamento, come vedete, quindi va bene così. Ci abbiamo perso purtroppo diverse navi nello scontro, però piano piano vedrete che le andremo a rimpiazzare, o almeno spero. Magari ci prendiamo qualche quadrireme d'assalto, magari ci prendiamo due navi da attacco, giusto per essere insomma performanti anche sui mari, o almeno ci proviamo. Qui abbiamo Cartago Nova che è appena stata conquistata, abbiamo recuperato la nostra città e ora ci stiamo muovendo con la legione che io la metterei in posizione di fortificazione. Guardate che quante battaglie sono state fatte in passato, bei tempi quelli, ragazzi, chi se li ricorda, bei tempi. Comunque direi che siamo a posto, manca solo il potenziamento delle varie insomma dei vari cioè insomma la spesa, ecco, il denaro, scusate, il denaro. Quindi qui stiamo già potenziando abbastanza tutte le nostre infrastrutture. Qua potremmo effettivamente potenziare anche la parte marittima, effettivamente potremmo anche farla. Qui magari la cambiamo, gli diamo un'altra struttura sempre a livello militare. Qui gli diamo il bacino di carenaggio, ma questo non sarebbe male. A Cenabum non sarebbe male da fare, lo facciamo. Ci avanzano ancora tantissimi soldi. Tra l'altro voglio vedere a livello di riepilogo come siamo messi. Però protetti con il 59 come lo scorso episodio. Qua, wow, meno 32, meno 36, mamma mia. Vabbè, pace amen. Non voglio spenderli tutti questi soldi perché vorrei tenerli anche per un discorso di salvaguardia della Repubblica, se riusciamo. Però questo lo facciamo volentieri, sperando che non ci freghino. Qua sarebbe da fare, però beh, non è che ci migliora più di tanto. Vediamo, qui lo facciamo e vabbè, insomma, alla fine abbiamo consumato tutti i soldi, però vabbè, pace amen. Niente, ci avanzano 3000. Vediamo se c'è qualcos'altro da fare, ma nulla di che in realtà. Qui come siamo messi a Side? Ok, abbiamo preso il territorio. Qui c'è un grano da fare. Allora, Rodi. Allora, qua si potrebbe andare all'attacco di Rodi, perché Rodi secondo me adesso non ha più degli uomini. Però io voglio farlo storico, realistico, quindi non sbarcheranno da Side da soli, ma dovranno attendere la flotta che si deve riparare, quindi insomma andiamo avanti con il turno.
Benvenuti ragazzi. Ah, qui la spia che, è vero, girovaga ogni tanto. Siamo nel nord. Tutte quante truppe. Ok, trattato di pace, ci chiedono il trattato di pace, signori. Allora, quando l'avversario chiede il trattato di pace, significa che sono messi male. E come vedete qua ci sono, qui ci sono proprio tre imperi, tre, diciamo, stati, chiamiamoli così, come li possiamo chiamare, tre regni, che sono proprio in conflitto contro, guardate qua, contro i parti e li stanno veramente massacrando. Io rifiuto ovviamente perché adesso è il momento di spingere sull'acceleratore e concludere questa campagna. Qua è la gara che arriva prima ad attaccare. Partecipa alla guerra contro di loro, ci danno 600 per attaccare anche questi. Allora, fanno parte del nostro territorio, ma non li facciamo, non li prendiamo adesso. Tanti movimenti in questi turni, tanti movimenti. Io vorrei prendere una tregua con Rodi, ma lì c'era una legione avversaria. Qui i ribelli. Ok, uno dei nobili ha una figlia che si è dimostrata utile come mediatrice per i patrizi e per i plebei. Potresti assumerla come uno dei tuoi consiglieri in questioni simili. Tuttavia, c'è qualcuno che nel Senato si oppone apertamente a lei e che sarebbe più felice se la donna restasse fuori dalla politica. Cosa vuoi fare? Io la vado ad assumere. Va bene, abbiamo scoperto un agente. Ecco, protezione di Roma, alta probabilità di secessione. Io direi che a sto giro i soldi li spendiamo per mantenere gli schieramenti, diciamo, uniti verso il nostro. Meno 20, vabbè. Siamo comunque a... mamma mia. Siamo comunque altissimi. Quindi si rischia un'altra scissione. Però, ragazzi, non è che possiamo fare diversamente. Cioè, quindi va bene così. Spostiamo intanto la spia, vediamo un attimo cosa ci fa vedere. Vergium sembra non ci sia nulla. Questa spia, ok, sta facendo il suo lavoro, va bene. E ora noi, appunto senza spie, andremo a vedere cosa sta accadendo qua. Questi possono... effettivamente hanno un range mostruoso. Mostruoso. Non arrivano alla città, non arrivano neanche a Toletum. Però io direi che li portiamo fuori dalla città. Quindi la città la lasciamo un attimo sguarnita, ma secondo me va bene così. Prendiamo loro e li portiamo a Toletum. Andiamo. Ok. Toletum, città sul fiume. Vabbè, qua mi girerebbe un po' le scatole lasciarla così. Direi che con le due artiglierie non è il caso, quindi andiamo a fare l'assalto. E come sempre vedrete la partita solo se merita, altrimenti la andiamo a skippare. Ok, la vittoria è nostra. Ok, terminiamo la battaglia. 81 perdite, loro ne hanno avute 2000, quindi buono. Ok, vittoria nostra. Ci riprendiamo anche questo villaggio che direi di occupare.
E finalmente, bene, adesso stiamo proprio chiudendoli nella sacca. L'unica cosa che potrebbero fare è fare il giro. Però speriamo che non sia così intelligente la IA. Ma poi penso che abbia effettivamente altri problemi per la testa. Allora, qui potrei fare ancora imboscata. Ma portiamoli tipo qua. Ok, perfetto. Ah, non posso neanche fare. Vabbè. Allora, li portiamo qui e facciamo fortifica. Secondo me con la fortificazione e gli onagri, secondo me facciamo una festa incredibile. Incredibile. Poi questi magari vediamo se farli scendere da qui oppure no. Qui stanno facendo un'altra legione, insomma. Cioè, cercano in estremis di difendersi, ma troppo ritardatari. Troppo. Andiamo, sì che ce la prendiamo, soffiando ai guerrieri di bronzo. Perfetto, qui c'è sempre un attacco, ma io direi che potremmo anche risolverlo, esatto, in maniera automatica. 85 va bene. E anche nel Nord Africa rientra a far parte della nostra legione questo insediamento. Lo andiamo a occupare. Insediamento di Siga. Allora fatemi vedere. Ok, molta cavalleria ho. Qui ho veramente molta cavalleria. Magari questa la possiamo unire, ma adesso vediamo. L'altro insediamento, dove sta? No, qua. Tingis. Ah, sì, giusto. Piano piano stiamo recuperando tutto il terreno perso. Devo dire che le mie legioni hanno una gittata incredibile. Una gittata veramente incredibile. Qua non passa, non so. Sono una gittata incredibile, però si sono rincoglioniti. Ok, poi vediamo. Io mi terrei tutti questi soldi, ragazzi, per cercare di corrompere ancora il Senato, di evitare un'altra secessione. E poi direi che ci siamo, perché ora andiamo a prendere la nostra legione. Gli facciamo fare una doppia imboscata. Ok. Non me la fa fare, va bene. Allora direi che li portiamo qua. Ok, perfetto. E gli diamo l'ordine di attaccare. Qui aspettiamo ad attaccare. Guardate che si stanno avvicinando i nostri alleati. Perfetto. Però questa città qui la volevo io, porca miseria. Questo potrebbe far sì che... Vabbè, vediamo, perché alla fine se sono nostri alleati potremmo anche lasciargliela. Allora, ecco, bravo, vieni qua te. Vieni qua, fammi vedere un po' cosa c'è. Ok, ci sono questi che non sono tanti. E qua dobbiamo vedere. Poi, qui abbiamo le nostre truppe. Potremmo andare a prendere addirittura la città. Questi non mi impensieriscono, se devo essere onesto. Andiamo a prenderla, dai. Ok, attacchino. Ui. Ma io ho 2 artiglierie. 4 turni per prenderli per fame. Però devo attaccarli subito. Mi dà addirittura vittoria pirrica. Vittoria pirrica. Allora, ce l'andiamo a giocare a questo punto. Cosa dite? Cioè, mi sembra veramente esagerato vittoria pirrica. Andiamo a giocarcela. In campo aperto. Allora, la prima cosa sarà far fuori la cavalleria. Poi il tiro. E poi tutto il resto. Vediamo se riusciamo. Iniziamo lo schieramento. Allora.
Non siamo in una posizione favorevole, anzi lo sono loro. Mi piacerebbe avere del tiro libero. Il tiro libero è più o meno qui in questa zona. Qui c'è... Bah, più o meno. Non è che ci sia grande differenza. Loro invece sono su una collinetta, sono messi meglio. Che ci guardano da qua. Però non hanno le macchine d'assedio. Cosa hanno schierato qui davanti? Tutta la cavalleria. Allora, se io parto subito tirandogli addosso alla cavalleria, secondo me proprio dritto per dritto, secondo me gli faccio un danno incredibile. Proviamo. Allora, le nostre cavallerie saranno sicuramente in questa direzione contro il piccolo generale, il piccolo capogruppo, che però è uno sbandato, non è né a cavallo né niente, quindi molto buona per noi. Gli arcieri sono dietro, ma sì, allora facciamo che li dividiamo così, in questo modo, proprio tranquillissimo, anzi addirittura qua una posizione di vantaggio, e infatti ci mettiamo anche il generale con loro. Poi la formazione qui io terrei la medesima, solo con loro davanti che saranno un po' gli animali sacrificabili. Poi ci sono questi che sono delle bestie incredibili, le mettiamo qui. Queste le mettiamo qui. Ok, seguite da queste, quindi così questo sarà un po' il vero nucleo dell'esercito. E qui abbiamo due corti di aquile. Vabbè, allora ragazzi, si festeggia e si va avanti in blocchi. Poi ci pensiamo, forse non è la strategia più intelligente, però vabbè. E facciamo così, così, quindi un blocco, lo facciamo a 2 blocchi questo ragazzi, quindi crea formazione di gruppo, e si va avanti a blocchi. Allora, quindi tutto, disattiviamo la modalità, blocco 1 deve almeno schierarsi in questa zona per dare modo alle artiglierie di lavorare. Intanto andiamo avanti con la cavalleria. Qui andiamo avanti con questo blocco. E qui il blocco 3 anche lui deve posizionarsi in questo lato. Forse il blocco 3 è un attimo un po' troppo così, forse è meglio. Ok, e ora attendiamo che entrino nel raggio. Sono già entrati nel raggio. Tiriamo. Vediamo. Bel danno. Ottimo danno. Ottimo danno. Loro infatti spingono in avanti. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Non si aspettavano le macchine d'assedio. Ma che non avete visto ancora gli onagri. Mamma mia, che strage. Che strage, signori. Tiriamo su questi. Voi mettetevi così. Anche voi. Ragazzo, tira un po' su questi. Andiamo a prenderli, per favore. Ok, attenzione qua. Facciamo il giretto. Portiamo spasso. Ok, tiriamo ancora su questa cavalleria. Un po' indietro, per favore.
Ok, qui continua a fare danni. Attenzione. Via su questi. Attenzione qua. Ok, attenzione qui a cavalleria. Portiamoli via. Ok. Qui li stiamo proprio distruggendo, massacrando. Tutto quello che volete, ma qua sono rimasti impantanati, porca miseria. Ok, qua li stiamo massacrando. Ok. Ok, qui massacrati. Tirate su questi, poi aspettate un attimo. Ok. Ok, fermi voi. Ok, e la pacchia qua è finita. E la pacchia qua è finita, signori. Signori, qua la pacchia è finita. Ok, scendiamo. Ok. Ok. Dai che il nostro generale si fa un po' di esperienza. Ok, qui vinto. E adesso ripieghiamo tutti sul generale nemico. Ok, perfetto. Ok, terminiamo la battaglia. Andiamo a vedere un po'. 63 perdite, ragazzi, praticamente niente. Tutti di cavalleria probabilmente. Rimasti impantanati. Ok, perfetto. Conquistata anche questa cittadina, che io andrei onestamente a saccheggiare per prendere i soldi per pagare, per corrompere i nostri politici. Ah, che bella Roma. Allora, andiamo a potenziare loro, andiamo a potenziare la campagna e andiamo a potenziare il tiro. Ah, che bella Roma. E ce ne torniamo a casa. Ok. Vediamo se la catena logistica arriva fino a qui. Sì, arriva. Tanto qui soffrono. E niente ragazzi, allora abbiamo 15.000. Vediamo se questo ci toglie. Allora noi dobbiamo far ribellare questi. E infatti possiamo assicurare la realtà. 14, 14, 23. Dobbiamo far ribellare questi. Perché se si ribellano questi noi prendiamo l'occupazione del Senato. Certo che loro saranno grossi. Poi ho già degli altri ribelli. Non è proprio il massimo. Però chi siamo noi per dire il contrario. Intanto la ribellione qui si sta riassorbendo, ma è Osilipo che mi preoccupa, però secondo me non sono così intelligenti da fare il giro. Stavo dicendo qui invece come siamo messi?
Ok, abbiamo fatto le due. No, ma l'imbarcazione ci vorrà ancora un bel po'. Però qui potremmo attaccare ancora una volta Phasis, oppure attaccare del tutto Artaxa e prenderci Artaxa, facendo fuori anche l'esercito. Attenzione, qui c'è piccolo esercito, ma niente di che, a dir la verità. Io magari vado a sabotarlo, non posso, perché? Vabbè, non posso, però così non è male, non è male. Allora, loro sono rimasti isolati. E a questo punto, ragazzi, io un colpettino ce lo tenterei. Chiaro che non ho ancora gli uomini al massimo. Poi autunno, devo attaccare, scappare. E però potrei farlo. Oppure vado a prendermi Phrasis. Mi vado a prendere Phasis. Dai, andiamo a prenderci la città di Phasis. Ok, facilissima. No, l'ho fatto bene a sceglierla. Andiamo, modalità protezione. Cattiveria di Roma, mamma mia. Continua a danneggiare questa città, che sarà solo un diversivo. Io la vado a razziare. Sarà solo un diversivo. E me ne torno il prima possibile. Pensavo di poter riuscire a tornare indietro. Vabbè, pace amen. Più morale, più autorità. Direi che questo invece è necessario, se non fondamentale. Vediamo cosa possiamo fare. Danni al comandante. Grido di guerra. Io direi che è stato brutale, quindi grido di guerra ci sta di bestia. Vabbè, legione prima italica, poi figurati. Va bene. Altro non c'è da fare. Qui abbiamo detto ci siamo rinforzati. Qua abbiamo appena conquistato una cittadina. Andiamo avanti sulla fine del turno. E poi a breve concludiamo la puntata. Ah sì, qui c'è il rinforzo, va bene. Ecco, allora in realtà se c'è il rinforzo io potrei portare questa unità a sud, scusate, a sud, ad est, a rinforzo, e l'altra mandarla su per liberare le varie città. Perché no? Perché no? Mi sembra un'ottima idea. Che tra l'altro l'avevo già ideata, ma non pensavo di doverla attuare così presto. Tra l'altro mi sono dimenticato i Rodi, vabbè. Capita, adesso magari spostiamo la flotta e gli mettiamo sotto. Ehi, gli ceni, tornate a farsi vivi. Andiamo alla party, cosa fa? Ma sono attaccati su tanti fronti quelli della party, secondo me fanno veramente fatica. Sì, ci provano ancora, sti maledetti. Un altro trionfo per Roma, ragazzi. As always. As always. As always. Eccolo qui il nostro trionfo. Ora siamo pronti. Allora, questa legione, abbiamo detto, la spostiamo, visto che loro ormai a livello di territori non c'hanno più una mazza. Questa la mandiamo a controllare queste rotte, perché tanto ormai questa è sotto, anche se si ribellano non mi interessa. Allora mandiamo questa in esplorazione, vediamo un po' come siamo messi qua. Ok, qui c'è una imbarcazione. Ok,
I signori della tempesta, ammiraglio, Allora, andiamo su di questi. Ma tanto noi adesso gli distruggiamo la città e siamo a posto. Dove sono andati? Qua. Peccato. Vediamo se faccio così. No. Va bene, comunque va bene uguale perché tanto li facciamo fuori. Ok. Perfetto, li rilasciamo. Qui ci odiano da morire. Ci spostiamo. Guarda che arrivo preciso, preciso, signori. Allora, si va all'attacco della città. Questa è una città che non mi interessa, tra l'altro. Quindi la vado a circondare. E attendo. E attendo, questi mi odiano da morire. Potrei salvare l'insediamento oppure catturare in un secondo momento, che è quello che farò, anche perché la legione almeno 18ª primigena può raggiungere i nostri nemici. Ottimo, qui ci sarebbe ancora un attacchino a Gazzaka da fare, vediamo se no, ok, l'hanno rinforzata, quindi torniamo indietro e ci mettiamo in un'imboscata. E qui adesso invece è l'ora di accelerare. Qui cosa è successo? Hanno preso anche Arsakia. Va bene, ottimo. Questi qua sono espansi, ragazzi. Hanno fatto un tripudio. Un tripudio. Ma fatemi vedere chi ha le armi d'assedio, loro. Quindi attacchiamo Ectabana e la prendiamo per fame, mi verrebbe da dire, ma no, perché adesso spostiamo le nostre truppe e insieme la attacchiamo. Ragazzi, io più di così non so cosa fare. Direi che loro, anche se comunque perdo un po' di uomini, però direi che è il caso di farli fuori, signori. Abbiamo conquistato un'altra città importantissima, perché abbiamo conquistato l'altopiano. L'andiamo a radere al suolo. E signori, abbiamo conquistato una città importantissima al centro. Adesso ve la faccio vedere. E vedete, signori, stiamo per spezzare in due il regno partico. Ed è una figata. Noi ci dobbiamo mangiare questa cittadina. Questa volendo la possiamo lasciare se ci sono comunque si sono alleati, se commerciano con noi. Qui abbiamo questo insediamento che lo andremo a catturare. E poi ragazzi, la parte est ci manca, queste due città qui ci mancano. Però direi che la parte est l'abbiamo conclusa, signori. Incredibile. Incredibile. Conclusa. Incredibile. Certo, sempre che non ci siano stravolgimenti. Allora, facciamo un porto militare. Un porto ovviamente nel senso di dire come si potrebbe dire, ragazzi, una sede militare. Qui uniamo le forze, che queste qua ormai mi hanno rotto le scatole. Questi per forza li devo unire, se no sono inutili da soli. Ok, loro, guarda, loro non hanno subito praticamente nessuna perdita, perché probabilmente sono rimasti dietro ad assicurarsi che l'Ariete andasse tutto, cioè facesse tutto il suo lavoro. Vediamo qua. Allora, contro i barbari non mi interessa. Armi d'assedio potrebbe essere effettivamente di ruolo. Da tutte le armi d'assedio. 10% derivante dai saccheggi. Dai, facciamo questo. Dai, facciamo così. E poi
a questo punto anche lui, quindi siamo arrivati al massimo con la settima Concordialis. Mamma mia, bellissimo. Allora adesso andiamo a vedere un po' cosa ci combinano questi suini. Ok, vieni di qua per favore, fammi vedere. Ok, non c'è nessuno. Roma si fa spavalda e vedrete che magari il colpo cioè la cavolata la vado a fare, La cavolata la vado a fare. Allora qua si potrebbe già attaccare, andare verso Gazzaka. Assolutamente. Ci mettiamo di... quanto riesco ad andare avanti. Dai, qua così. E dopo attacchiamo Gazzaka in 2. Cerchiamo di sabotare l'insediamento. Sabotaggio non riuscito, va bene. Pace amen. Ok. Ottimo ragazzi, ottimo, ottimo, ottimo. Questo frangente è buonissimo. Qui vediamo che non ci arriviamo ancora, ma neanche loro ci arrivano secondo me. Secondo me non ci arrivano neanche loro. Allora li mandiamo avanti, arrivano fino a qui. Dai, mandiamo avanti perché sennò ci fregano l'insediamento e non voglio. E poi seguiti dall'altra legione. Siga è a posto, sono contenti di vederci. C'è un bel 16. Tingis a breve sarà nostra. E poi dobbiamo decidere cosa fare in Spagna. Però ragazzi è qualcosa che vedremo nel prossimo gameplay. Io vi ringrazio di essere rimasti con me. La situazione ormai è questa. Quindi i party che retrocedono su tutto praticamente. Su tutta la nostra pressione. La secessione si è di fatto assorbita, che è molto molto buono, e vedremo poi cosa accadrà nelle prossime puntate. Io ringrazio di essere rimasti con me come sempre, mi raccomando like e commento se vi piace questo tipo di video e volete spingerli, e noi ci vediamo ad un prossimo gameplay. Ciao ragazzi.